La pulizia dell'altro giorno è stata questa. Prima... Ah, Wally, ti ho visto. Prima qui c'erano tutti i paletti di legno con una rete e adesso invece è tutto libero. Vero, Wally? Chissà cosa sei andato a fare. Oh, è arrivato sto qua. Questo qui non mi fa vivere adesso. Ah, lui se potesse verrebbe in macchina con me. E io invece ho dato una pulita qui. Tutto qua sotto. Ciao! Wally? Ti ho visto, sai, che eri nella aiuola. Wally. Silvano? Dove corri? Matto, sei un matto. Dove vai? Dove vai? Silvano! Wally? Mio appiccichino? Il mio appiccichino? Dimmi, Wally. Cosa? Cosa? Cosa vuoi, amore mio? Mau, mau, sì. Ah, che vita. Quello lì dorme. Celestino fa nanna. Wally. Silvestro. E questo è il cielo di questa sera, che bello. Peccato per questa torretta. Che bel cielo, sembra pitturato. Sembra pennellate di colore bianco. Oh, ti sei alzato, non potevi stare a fare la nanna, amico Celestino. Tutti hanno paura di lui perché lui le dà a tutti. Silvestro. Silvano, Silvestro, Celestino, Wally. Su c'è Pisola e gli altri non so dove siano. Alfa in casa. Sprite e Leonessa. Ah, laggiù c'è Leonessa. Eccola lì. Leonessa! Ti vedo! No, io devo andare, signorini belli. Che loro mi seguono sempre. Eccola! Ciao Leonessa! Ciao! No, eccolo là. Aiuto. Ciao! Sì, va bene, saluto anche te perché altrimenti ho salutato tutti. Devo salutare anche Leonessa. Adesso vedo di fare tutta una corsa fino alla macchina per cercare di salire senza che mi seguano. La vedo difficile. Ma chi c'è qua che mi aspetta? Non soffiarmi sempre, che io ti do da mangiare. Vieni qua. Sì, il tappeto di Natale rimane di Natale tutto l'anno. Sappiatelo. Dai, devo anche stendere la biancheria. Stasera faccio anche quello. Cioè, devo farlo. Non ho scelta. Vieni. Dai. Dai, dai, dai. Vieni, puzzone. Eccolo. Ciao. Ciao, bel mocio Vileda. Anche tu sei un mocio Vileda. Ciao. Poi grasso. No, non c'è ancora la pappa. Adesso te la do. Dammi un attimo di tempo. Allenata anche per questa sera. Basta. Prima volevo chiudere lo scuro qui della finestra. Ho aperto la finestra. È sceso giù un ragno, ma grosso così. Ho richiuso la finestra. Ho detto rimane tutto aperto. Ho preso un infarto. Vabbè, dai. Sono illuminata da questa piantana che è bella perché fa tanta luce.
E questo sfondo bianco, non avendo più il mobile, mi potrebbe essere molto utile per fare video, perché ho una parete liscia senza niente e secondo me mi può essere molto utile. Va bene, dai, vado perché sono già le 10 di sera e devo fare la doccia. Credo che domani riposerò, non mi allenerò. Intanto mi trovo bene col tapis qua, mi piace tantissimo tutto questo spazio, adoro avere tutto questo spazio, bellissimo. Mi sembra un po' di tornare agli inizi quando era vuota la stanza. E la piantana è così, fa una bella luce. Poi sono orientabili questi, Questa mi è stata regalata, quindi non stavo per cadere, non chiedetemi dove l'ho presa. Vedete, questi sono orientabili. La mia idea era metterla da un'altra parte in realtà, però al momento la tengo qui. E per spegnere basta fare così. Ecco, che buio. Fa una bella luce. Ci vediamo, ciao. Allora, domenica. Ieri credo di non aver filmato niente. Siamo stati a fare spesa. Ho detto, compro le zucchine tonde da fare ripiene. Stavo togliendo la polpa. C'era questa qui, la più grande. Sa di muffa. Cioè, sa di muffa. Voi annusate questa, sa di muffa. Come fai a vendere della roba così? Il problema è che quando compri non te ne accorgi. Comunque qua succede spessissimo che nei negozi la roba sappia di muffa, la verdura, specialmente la verdura. E non è la prima volta che mi succede. Qui comunque ho la macedonia che ho tirato fuori dal frigo. Ok, e fuori oggi è nuvoloso, cioè c'era il sole fino a prima, però si è annuvolato tutto, è abbastanza bruttino. C'è uno spiraglio di sole, sì, però non c'è il vero sole. Stamattina sì, ma adesso è tutto nuvoloso, purtroppo. Gatti dormono, in relax totale. Mi piace tantissimo la stanza così vuota. Wow, io la adoro. Ogni volta vengo di qua e me la guardo, che è così vuota. Non so, mi piace proprio tanto. Vabbè, vado a continuare il mio lavoro, visto che è un po' lungo. Non so, mangeremo penso alle 2. Le zucchine stanno cuocendo, beh ho freddo stando qua in casa. Sento la mancanza della sciarpa. Non sta ancora piovendo. Sì, appena iniziato adesso. Ok, pioviggina. Ha tenuto la mattina e adesso basta. Come previsto. È iniziato a piovigginare, vabbè. E quel tappeto devo di nuovo pulirlo. Aiuto. Pepe, controlla, controlla. E voilà. Vediamo. Mi sa un po' bruciato. Ho messo tanto ripieno, c'era troppo ripieno. Non so rendermi conto molto delle dosi perché non faccio mai queste cose. È la prima volta che faccio le zucchine così. E quindi ho preparato un po' troppo ripieno. Potevo farci delle polpette, polpettine, delle palline diciamo, però alla fine l'ho messo tutto lì nelle zucchine, solo che hanno la montagnola, infatti quello lì in superficie si è un po' bruciato, vabbè, e basta dai. Una domenica rilassante, almeno per me. Franz no, ha trafficato fino a prima, invece per me è rilassante. Ho bisogno di ferie, tanto bisogno, ma per il momento non se ne parla purtroppo. Sapete cosa vorrei fare? Via per la settimana, quindi in mezzo alla settimana, non il weekend, prendere e andare al mare qualche giorno da sola. Perché Franz, se io sarò in ferie, lui lavorerà. Non riusciremo a farle insieme, non credo. E mi piacerebbe fare una cosa del genere, prendere e andarmene. In mezzo alla settimana che costa di meno. Bisogna sempre andare a vedere il risparmio, perché qua ci sono sempre gli imprevisti, ma niente dai, oggi facciamo un pranzo un po' diverso. Cioè,
Guardate che tempo che c'è, nuvoloni nerissimi, pioggia che è arrivata, già piove, c'è vento, ragazzi, che tempo di cacca. Ma i nuvoloni nerissimi, neanche fosse estate che ci sono quei nuvoloni importanti, non mi mette neanche a fuoco. Bene, fai come vuoi telefono. Vado a fare la merendina come al solito, a casa l'ho già fatta. Oggi è domenica, si fa la doppia merenda. Ieri non mi sono allenata, oggi non mi allenerò e devo far recuperare il corpo perché altrimenti tutti i giorni non va bene, e quindi sono un attimo in pausa 2 giorni. Da domani riprendo come al solito. Comunque alle 6:10 fanno la pimpa, 6:05, 6:10 su Rai Yo-Yo. Bene ragazzi, devo andare al lavoro. Qua fuori c'era il bue grasso che mangiava, anzi c'è ancora, ciao, c'è ancora. Adesso devo uscire, quindi se ne deve andare. Hai mangiato Pepe? Era buono? Pippi è là. Oggi è giornata uggiosa.